Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Baldassin e oggi vi porto con me a lavorare in produzione. Andiamo a realizzare l'above the fold della bozza grafica che abbiamo realizzato nei video precedenti. Ma prima di tutto vi sarò eternamente grato se vi iscrivete al canale e continuate a seguirmi in tutti i prossimi video che andrò a pubblicare e perché no, date un'occhiata anche a quelli vecchi, ok? Che cos'è l'above the fold? Allora, l'above the fold è la parte iniziale del sito web che vedete qui ed è la parte che si vede in un sito dentro la finestra del browser prima di andare a effettuare qualsivoglia operazione di scroll. Allora, in questo caso specifico andremo a realizzare la parte iniziale header, dove andremo ad inserire il burger button e il logo, andremo ad inserire questi titoli H1 call to action, metteremo la copertura e poi andrò ad aggiungere anche, se riesco, un torna al top. Qui volevo fare un testo in verticale, così vediamo anche come si fa, vediamo le tre cazzatine divertenti. Sarà un video molto lungo, quindi armatevi di pazienza. Dal punto di vista invece pratico, createvi una bella cartella, io l'ho chiamata Flex Above the Fold, perché tutta questa cosa che faremo adesso la realizzerò in Flexbox, ok, che ormai è abbastanza all'ordine del giorno, un file index HTML, una cartella IMG dove mi sono già preparato gli asset, quindi la foto della hero section e la foto del logo, il logo PNG, una cartella CSS con il foglio di stile. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Apriamo tutto con un editor. Nell'HTML abbiamo la classica struttura dell'alberatura di un file HTML, né più né meno, con tutti i meta e quello che serve, head, body, apertura di HTML e compagnia. Abbiamo il collegamento al foglio di stile e il collegamento alla favicon, che però non realizzerò, andrò ad inserire quando sarò effettivamente in vera e propria produzione. Nel foglio di stile invece piccoli asset di partenza, non ci serve tanta roba, quindi box size in border box per avere i padding e i bordi interni, una cosa diventata per me ormai un fondamentale, margin 0, padding 0, aderiamo il box model, nell'IMG qualche piccola indicazione per poterle gestire in maniera responsive senza grossi problemi. Nel body, background color, dobbiamo fare la modalità dark, quindi 161616, mi sono già scritto tutto quello che c'è nella bozza per non fare avanti, indietro, bozza, te, così risparmiamo un po' di tempo, già sto video qua durerà un'eternità lo stesso. Font family, Montserrat, non l'ho richiamato dei Google Font perché io ce l'ho installato nel computer, ok, quindi ovviamente se volete poi usufruirne anche voi dovete installarvelo, richiamatelo attraverso le API di Google. Qualche piccolo trick solito di quelli miei che uso normalmente, il contenitore, i divider, gli spacer che sono gli equivalenti di blocchi Gutenberg per creare gli spazi, e i break word sui marcatori di testo, ok? Vamos! Più veloci della luce. Oggi non starò qui tanto a cincionare, ma vi farò proprio vedere come lavoro io normalmente in produzione, quindi andiamo via come delle macchine da guerra. Siete pronti? Operativi? Let's go! Allora, nella index la prima cosa che andiamo a fare è creare un marcatore header. Al marcatore header andiamo ad assegnare un ID, perché so già che mi servirà poi per fare quella che sarà lo scroll al top, è una cosa che faccio normalmente. Al suo interno andiamo ad inserire un div class header che useremo per formattare, stilizzare, come dice qualcuno, tutta la baraccata, il classico content al suo interno e un bel nav, perché in tutta questa struttura avremo anche poi ovviamente la strutturazione di quello che sarà il burger button, che però oggi non farò funzionare perché non andremo a implementare JavaScript, perlomeno non per il momento. Allora, il logo è sempre un link che rimanda alla pagina home, quindi marcatore A, intanto mettiamo un bel cancelletto, title, qui mettete pure il nome del brand e all'interno del logo andiamo a caricare la nostra IMG che si chiama, non me lo ricordo più, vediamo un po', logo, con molta fantasia non si può sbagliare, logo.png. Nell'alt riproponete il nome del brand, ok, e andiamo a forzarla un po' perché sennò il logo viene grandissimo, perché lo carico ovviamente al doppio, lo forziamo a 150 di larghezza, l'altezza va in proporzione, salviamo e la parte iniziale della nostra struttura dovrebbe esserci, è già centrato perché il contenitore è già bello e pronto nel foglio di stile, ok, fin qua ce l'abbiamo, testo logo e background scuro. Poi dobbiamo pensare al burger button, quindi normalmente io creo un div navbar e all'interno del navbar lo facciamo due, avevamo fatto due, ok, non tre, quindi facciamo uno span.icon-bar per 2, ok, perché non me li ha mandati a capo? Perché sono i marcatori in linea, no, non regge come cosa. Salviamo e siamo a posto, quindi anche qua dovremo esserci senza nessun problema.
Poi di seguito mi vado già a preparare il div per lo scroll al top, e lo chiamo come sempre top, e questo qua lo voglio fare proprio con un scroll top. Come vi dicevo prima, voglio proprio fare un testo. Di solito faccio la freccetta, sto giro l'ho visto in giro, mi è piaciuto, voglio fare il testo che è messo in verticale e che se ci clicco mi rispedisce su anche con la lineetta sotto. Beh, poi vediamo, insomma, non l'ho ancora disegnato, per questo insomma aspettate che lo facciamo prima di vedere cosa, come, quando e perché. Fantastico. Poi hero section, aspettate un attimo che sbircio, dobbiamo fare la strutturazione, ok, 100% dello spazio disponibile, e poi allineare i vari elementi. Quindi potrei fare, vediamo, un P per questo qua sopra, e poi potrei fare, qui è l'H1 sicuramente, poi facciamo la call to action. Bien. Allora fatemi pensare un attimo, facciamo un main, poi all'interno del main mettiamo il div main, class main, ok, bomba, e poi dobbiamo fare, siccome devo usare flexbox e devo allineare i contenitori, facciamo un altro div, lo chiamo headline, ok, e lasciatevi sempre i commenti voi, mi raccomando. Poi facciamo il P per la parte sopra, quindi lorem ipsum dolor sit amet, magari lo scrivo anche giusto, aiuta. E poi questo è il testo giallo, poi facciamo l'H1 e via di nuovo, e poi mettiamo un divider per creare lo spazio con la call to action, e la call to action facciamo il solito marcatore A, ok, class button, sì, ok, e che cacchio ci scrivo? Call to action CTA, ok, perfetto. Mi sembra che non c'è nient'altro, però come buona abitudine mi vado a creare un div con uno style in linea, con uno stile in linea iniziale, diamo un'altezza di facciamo 1 millino per crearmi la barra di scorrimento, così vedo bene come si muovono gli elementi. Ok, dovremmo esserci. Bomba, vediamo, tac, ok, è tutto sopposto, sì, è scuro, ok, naturalmente, ma portate pazienza. E qui abbiamo la barra di scorrimento, ok, perfetto. Ok, fino a qui l'HTML della nostra above the fold è fatto, né più né meno, ok? Naturalmente io faccio questo tutto il giorno, ragazzi, voglio dire, quindi non mi è tanto strano andare a pensare dove mettere cosa creare, eccetera, cioè man mano che io faccio le bozze nella mia testa c'ho già i div, quindi sono operazioni che vado a ripetere molto spesso. Poi tenete anche di conto che, come vi dicevo nel video dove abbiamo fatto le bozze, il progetto è stato richiesto che sia molto simile al mio tema Sensei, quindi sostanzialmente nome in più, nome in meno, la struttura è praticamente identica, quindi la so a memoria, l'ho creata io. Bene, allora foglio di stile. Allora qua ovviamente se ogni tanto vedete guardo su e mi sono segnato 2 appunti, perché nel foglio di stile voglio essere sicuro di non sbagliare e farvi perdere tempo. Allora partiamo dal global style, e quindi la prima cosa che andiamo a richiamare è la class header. Il marcatore header è prettamente indicativo e mi serve con l'id per fare lo scroll al top. La class header invece la devo andare a formattare in tutte le salse, quindi essendo un position, diventerà un position, devo portarlo al 100%, quindi larghezza 100%, poi lo mettiamo in position fixed, e poi andiamo a fare un bel top 0, left 0, anche se di default ma evitiamo dei refusi, facciamo un bello z-index, lo mettiamo a 99.998, perché se avete seguito altri miei video avrete visto che abbiamo con una misura troppo alta abbiamo un problema con la funzione wp body open di WordPress, che ha uno z-index, cioè non riesco più a cliccare. Beh, insomma, andatevi a vedere il video così vedrete il problema. E poi ovviamente, siccome è responsive non diamo un'altezza, lo portiamo a padding 20 pixel 0, salviamo, ricarichiamo la pagina, non dovrebbe cambiare assolutamente niente a parte che si crea il padding, e essendo in position vedete il testo mi va dietro, e fin qua ce l'abbiamo, perfetto, ok, ottimo. Allora passiamo al nav adesso. Per allineare gli elementi il nostro bel nav deve diventare un display flex, eccoci qua, display flex. Poi andiamo a definire align items, mettiamo center, ok, quindi per allineare al centro, e poi andiamo ad inserire un justify content con valore space between per andare a distribuire gli elementi a destra e sinistra in automatico.
Allora, dovrebbe già bastare a vedere qualcosina, non sono sicuro. Ok, vabbè, il logo rimane qui ovviamente e non abbiamo ancora fatto il burger button ovviamente, quindi non si vede niente, ma dovrebbe andare direttamente dall'altra parte nel momento in cui lo andiamo a realizzare. Adesso vediamo. Allora, però dobbiamo anche dirgli, dobbiamo richiamare l'id, vediamo un po'. Sì, mi serve, siccome ho tanti marcatori A, è meglio che vado a definire una classe anche per questo qui, brand. Quindi il marcatore A del logo gli do una classe e a questa classe .brand, che gli do un nome perché sennò andrebbe in conflitto con i marcatori A che farò poi nei link, essendo tutti dentro header, gli diciamo display flex e poi gli andiamo a dire che si deve disporre in riga, quindi flex direction row. In questo modo si affianca agli altri marcatori. E già che ci siamo, andiamo anche a in primis a richiamare il navbar e gli diciamo, visto che è presente anche sul desktop, cursor pointer. È carino che si veda la manina, perché nel telefono è ininfluente, ma sul desktop magari forse è il caso che si veda. E poi andiamo a formattarci le icon bar, che mi sembra le ho chiamate così, vero, col trattino. Aspetta che verifico, che è un errore che faccio ogni volta. Sì, icon bar col trattino. Allora, salvo, intanto vado a capo. Allora, icon bar, lo span è un marcatore in linea, quindi non prende le misure, quindi display block, via. Poi width le facciamo 22 pixel, poi andiamo a dirgli altezza, facciamo un pixel su altezza, e poi facciamo un margine tra di loro, quindi diciamo 0, 5 pixel, 5 pixel, quindi 0 sopra, 5 pixel destra sinistra, 5 pixel quella sotto, va bene. E poi giustamente le dobbiamo andare a colorare perché sennò non si vedono, quindi teoricamente dovremmo avercela. Vediamo un po', ho salvato, sì, perfetto. Eccole qua, vedete? Grazie a Display Flex si sono già perfettamente allineate. Siccome sono fixed, quando scrollo sono ferme lì. Perfetto. Allora, sono allineatissime. Vediamo. Sì, perfette. Ottimo, bellissimo. E fin qua ce l'abbiamo. Allora, poi, voglio prepararmi quel famoso scroll top che vi dicevo. No, lo teniamo per ultimo. Passiamo alla parte dietro. E poi abbiamo la scritta, dov'è? Scroll top ce l'abbiamo qui, no dai, facciamola subito così ce la togliamo dalle palle. Allora, per fare lo scroll al top c'è parecchio stile da scrivere. Lo mettiamo qua, richiamiamo il punto top, che ovviamente deve essere un position fixed, poi lo facciamo, aspetta che mi ero segnato le misure per non farlo sbagliato, gli diciamo bottom 110 pixel, poi right 30 pixel, bene, poi gli diciamo z index, vabbè, anche qua possiamo fare 99998, ma difficilmente si scontrerà con la top bar di WordPress. Poi padding left 10 pixel per motivi che capiremo dopo, perché voglio andare ad affiancargli un giochino da fare col before dopo, quindi anche questo colore bianco, benissimo. Text transform uppercase, benissimo, quindi tutto in maiuscolo. Font size 12 pixel e ok, non è un marcatore A, quindi cursor pointer, anche questo gli faccio aprire la manina che male non fa. E poi gli do una lunghezza width 100 pixel e height 20 pixel, perché sennò poi non posso allineare la lineetta, e un lineate di 22 pixel. Ok, e devo girarlo, aspetta un attimo però. Allora, salvo, lo richiamo, si posiziona qui, ok, perfetto. Adesso lo voglio girare dall'altra parte. Per girarlo dall'altra parte gli do un transform rotate in generale, meno 90 deg, meno 90 gradi. Vediamo se si gira, ma penso proprio di sì. Eccoci, bravissimo, perfetto. Ed è, vedete, c'è la manina, non è un link, ok, perché poi lo trasformerò in linkabile utilizzando jQuery. Bene, adesso voglio fargli la lineetta famosa. La lineetta famosa si fa così. Allora, vediamo se mi ricordo, un po' vado a sbirciare. Quindi due punti before,
Allora gli dico position absolute, poi devo lavorarla in percentuale se non mi ricordo male. Perché non mi ha preso l'absolute? Absolute width 30%, poi height 2 pixel, background color bianco, va bene. Poi ovviamente essendomi fuori devo mettere il content con i valori vuoti, ok, bene. E poi la posizione top 10 pixel, right sì, 100%, ok, 100%. E poi z index 200 e metto un important. Questo qua mi va a risolvere altri problemi che non sto qua a spiegarvi. Allora vediamo assolutamente dovremmo esserci, dovrebbe apparire, eccola qui, perfetta, ottima, sì, ok, bene, ottimo, buono, ottimo, ho fatto anche questo. Bene ragazzi, allora header fatta, logo fatto, burger button fatto, almeno per quanto riguarda la parte visiva. Poi ovviamente c'è da sistemare tutta la dinamica relativa a responsive e jQuery per far funzionare tutte le baracche. Infatti questo non si apre, ovviamente questo non scrolla, ma non importa, non è materia di questo video. Passiamo alla sezione dietro, l'immaginona con tutto il resto che c'era dietro. Perfetto, allora bias, quindi punto main. Il main deve essere largo il 100% dello spazio disponibile e alto 100 vertical, ciao, è un errore che faccio sempre, ma sapete in quanti fanno questo errore qua? No, viewport height, cioè quindi alto quanto la viewport. Se la viewport, che è intesa come la dimensione in altezza del dispositivo, la porta che vedo, ok, allora sarà alto sempre quanto la viewport in automatico. Bene, poi devo caricare l'immagine, quindi background, l'immagine deve avere un opacity sopra, un overlay, quindi linear gradient. Bene, lo facciamo, quanto l'ho fatto nella bozza, fammi vedere, 5,6, ok, allora facciamo RGBA 0,0,0,0.5 o punto 5, virgola, RGBA 0,0,0,0.6, quindi un po' di gradazione. Poi cosa devo fare? Devo caricare l'immagine ovviamente, quindi URL hero section, perfetto, già presa. La posizioniamo al centro, center, gli diciamo di non ripetersi, cosa che comunque no repeat non dovrebbe succedere lo stesso, e per evitare rotture di balle con iOS mettiamo scroll. Dopodiché aggiungiamo il background size con valore cover, che ci permette di fare riempire tutto lo spazio disponibile. Vediamo un po' se è vero. Perfetto, guarda che bene. Allora vediamo un attimo il presupposto. Allora il viewport height mi permette di fare questo, vedete, quando io sono in un monitor da 15 e scrollo, il sito comincia a scrollare esattamente dove è finita l'immagine, ma se anche io fossi in un monitor più piccolo, il sito inizierà a scrollare dove è finita l'immagine. Cioè questa è la logica, occupa sempre tutto lo spazio disponibile in altezza. Questo lo possiamo fare solo perché stiamo utilizzando questa estensione che è definita relativa, la viewport height. Esiste anche la viewport width, ok. Poi andiamo a sistemare adesso il discorso dell'headline, che è il div che abbiamo all'interno, quindi punto headline, sì, ciao, scrivi giusto, magari aiuta. Allora punto headline, andiamo a dirgli anche in questo caso altezza pari a 100 viewport height, così possiamo andare a riempire tutto lo spazio disponibile. Poi questo qui deve diventare un display flex, e va bene, display flex, dove andiamo a allineare il testo al centro, da sopra e sotto, e non align ma justify content, e da destra e sinistra. Poi dobbiamo dirgli che gli elementi devono andare, non questo, flex direction in colonna, column, perché sennò vanno a fianco, invece io voglio che vanno uno sotto l'altro, altrimenti se lasciassi di default o mettessi row andrebbero P
H1 e la call to action andrebbero uno a fianco all'altro, va bene, e poi creiamo un po' di spazio a destra e a sinistra, quindi padding facciamo 0,30 px, salviamo, dovrei aver fatto tutto giusto, e già gli elementi, vedete, vanno al loro posto, e fin qua ci siamo, benissimo. Con Flexbox, in questo modo, vedete, gli elementi saranno sempre al centro indipendentemente dalle dimensioni del mio monitor. Questo perché abbiamo utilizzato quei parametri align item e justify content che permettono di fare questo. D'altro canto saranno sempre anche al centro, vedete, destra e sinistra. Quindi Flexbox è veramente fighissimo per fare queste cose qua, ragazzi, cioè aiuta proprio un sacco. Adesso mi preparo la formattazione dell'headline 1, quindi headline H1, ho scritto giusto? Sì, bene, via. Allora, misure da bozza leggermente riviste. Allora, font size, no, che cacchio dico? Non 15, ma stavo leggendo le misure che mi ero scritto per il P. Allora, font size 48, color bianco, benissimo, text transform uppercase perché è maiuscolo e irrilevante, ma glielo do lo stesso per evitare poi refusi magari nel telefono. Text align center, e questo va al centro, vediamo se è vero. Ok, perfetto. Bene, adesso andiamo a formattare il P sopra, quindi al P sopra gli diciamo punto headline P, mi raccomando siate sempre specifici nelle dichiarazioni delle formattazioni, così farà quello che volete voi. Allora, font size, questo era 15 pixel, poi il colore era il colore oro che abbiamo usato nella bozza, che era D7B474, D7B474. Salviamo, e poi gli diciamo anche a questo era text transform uppercase, bene, e poi abbiamo margin bottom, lo stacchiamo un po', 10 pixel, quindi stacchiamo l'H1 che sta sotto, mentre tra l'H1 e il bottone abbiamo messo il divider, quindi il problema non sussiste. Benissimo. Poi che cacchio devo dirgli ancora? Sì, font weight 700, perché effettivamente non è un H e quindi non è in maiuscolo come non è in maiuscolo, scusate, non è in bold come da bozza. Vediamo un po', fin qua ci siamo, vediamo la bozza. Sì, direi che è perfetto, ok, bravissimo, ok, perfetto. Call to action, anche qui c'aveva un po' di codice da scrivere. Allora, questo qua è il marcatore A, si chiama button. Perfetto, allora, button, display, inline block, perché sennò mi fa casini. Display block non può stare perché occupa tutto lo spazio disponibile, in linea neanche perché sennò non mi prende le misure, quindi display inline block è la meraviglia. Allora, padding facciamo 20 pixel, 30 pixel come la bozza, se non ricordo male. Poi abbiamo un bordo di 1 pixel solid con lo stesso colore oro, se non ricordo male. Anche in questo caso text transform, il testo lo mettiamo in maiuscolo. Poi bisogna togliere allora font size 14, facciamo questo, poi dobbiamo dargli il colore, ma siccome è un link gli dobbiamo anche togliere text decoration none, ok, togliamo la decorazione del testo, e poi diamo un transition per fare un po' di, no, era il primo, sì, transition, facciamo i soliti canonici 3 decimi di secondo, 0.3s, perfetto. Ok, salvo e ricarico, ce l'abbiamo, e quando ci passo sopra voglio che tutto il background diventi oro, quindi punto button, 2 punti over, background color, colore oro che mi ero copiato prima, vediamo se è vero, salvo ricarico, ok, perfetto, ottimo. Sì, direi proprio perfetto. Poi faremo in modo che quando scrolliamo diventi scuro questo. Potremmo farlo dello stesso colore o leggermente più scuro di questo qua. Ah sì, che abbiamo due colori alternati, dai, sì, così lo facciamo diventare leggermente più scuro rispetto a questo e siamo a posto. Perfetto, direi che da bozza grafica, se andiamo a fare l'anteprima, questa è la bozza, ok. E questo
è il nostro fantastico sito. Direi perfetto. Fino a qui ce l'abbiamo. Ottimo ragazzi, allora, fino a qua perfetto. Ci sono altri pezzi che andremo a costruire, continuerò a realizzare questo HTML, se avete piacere, se mi lasciate un tot di like, se queste serie di video dove disegniamo, creiamo e poi trasformiamo in template vi piacciono, in un prossimo video potremmo valutare di andare a vedere come realizzare questo poi all'interno del tema WordPress, del mio tema Raven S. E però ovviamente ditemi voi insomma se vi piace sta cosa o no. Potrebbe essere che per un po' non farò più video perché il lavoro incombe e fare video mi porta via un sacco di tempo, come potete immaginare, quindi se per un po' non vedete che pubblico una mazza non ci fate caso, è semplicemente che sto lavorando, ma tornerò operativo il prima possibile perché lo so che vi ho abituato bene in questo periodo. Io vi ringrazio tantissimo, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su che vi sarò eternamente grato, e anche l'algoritmo di Google ci cagherà finalmente perché non mi caga di striscio, e noi ci vediamo alla prossima, come sempre, see you next time. Tra parentesi stavo notando che è il video più lungo che io abbia mai fatto in vita mia, fantastico. Hi guys!